Euroregione News. Alla conquista del rock. Paz Manera, partiti da Trieste con un CD dal titolo Super Breakout. Ma che musica fate? Ci potete trovare il rock, l'hard rock, la new wave, il grunge. Paz Manera sono fondamentalmente un trio. Sono composti da Ricky De Vito, voce che sarei io e chitarra, Edward Bouna al basso e Federico Guglio al drumming, alla batteria. È stato fatto un gran lavoro con gli Angel Swings Recording Studio perché Nico Dorico, che è il fonico residente, ci ha dato una grossa mano ad arrangiare i pezzi. Il brano che è stato scelto come primo singolo è proprio The Dancer, che è quello del clip, perché racchiude un po' tutta una serie di mondi. Anche se devo dire che il mio preferito forse è l'ultimo, la traccia 10, The Wanderer, perché c'è stato un momento magico in studio. Abbiamo suonato in contemporanea basso, batteria e chitarra ritmica. E il brano doveva durare 4 minuti inizialmente, però ci siamo guardati e abbiamo continuato a gemmare e alla fine siamo arrivati a 8 minuti e mezzo di brano con una solo di 4 minuti che non era assolutamente prevista. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.